Dopo la bellissima giornata di ieri con l'inaugurazione dell'antica fiera di San Biagio, edizione straordinaria quest'anno perché oltre alla fiera abbiamo inaugurato i lavori di restauro conservativo del loggiato, quindi la facciata d'accoglienza della villa completamente restaurata e abbellita. Oggi siamo al fatidico giorno della Maxi Torta. E il pubblico, nonostante il tempo di questa mattina che è inclemente, però vedo che la gente non manca e quindi credo che fra pochi minuti assisteremo a un bellissimo spettacolo per il taglio della Maxi Torta. Ci troviamo oggi in questo spazio che è un po' la novità dell'anno, dedicato ai bambini, dedicato anche lui alle tradizioni. E infatti abbiamo il Ludobus con gli amici dell'associazione Tarlo che presentano questi giochi di una volta, tutti i giochi fatti in legno, artigianali, che permettono ai bambini di divertirsi ancora come si faceva un tempo e lasciando un po' perdere per un attimo videogiochi, televisione e quant'altro. Ecco, quindi credo un bel modo per raccogliere le famiglie intorno a questa fiera insieme alle tante altre iniziative che potete trovare in villa, insieme a degustazioni, altri laboratori, la ristorazione e i prodotti d'eco dei territori vicini a noi, come il tortello amaro di Castel Goffredo, il tortello alla ciliegia di Ceresara, il capuncel di Solferino e poi i figuranti delle contrade della compagnia teatrale Il Vultù metteranno in scena quello che è stato l'origine della nostra torta tradizionale fino al momento del taglio della torta gigante che ogni anno viene preparata e poi distribuita a tutte le persone che vengono a visitare la fiera. Caro cardinale, non so cardinale. No, sei mia cardinale, no! E carissimo Polo di Cavriana, sono Isabella che parla, sono stata rapita da alcuni delinquenti. Se voi darete loro anche una sola fetta di torta di San Biagio, mi libereranno. Cari cittadini, il momento è molto difficile, dovremo rinunciare a una sola fetta della nostra torta. E che l'assaggio abbia inizio, prego ragazzi. Torta di San Biagio, gli ingredienti sono 1 chilo di mandorle, 1 chilo di zucchero, 10 uova, un po' di cioccolato puro fondente grattugiato, la scorza del limone grattugiato e un po' di rum. Si fa il ripieno il giorno prima perché deve amalgamarsi bene gli ingredienti e il giorno dopo si impasta la pasta frolla con lo strutto, il burro, lo zucchero, le farine e il vino bianco.